Sta registrando? Sì. Oggi andiamo a vedere come sono composte le campagne siciliane, quelle campagne dove si trascorreva la vita di una volta, quella campagna ancora forse un po' genuina che è rimasta come appunto era una volta, e quindi andiamo a vederla.
Oggi vi porto alla recente ormai scoperta di un vecchissimo borgo di collina sito in Sant'Agata Militello. Ci troviamo esattamente nei monti che sovrastano la sorridente cittadina di Sant'Agata Militello, esattamente in contrada Cangemi, ovvero una delle tante contrade del paese di provincia. I luoghi sono ancora da bonificare, ma ad ogni modo il luogo da raggiungere è semplice. Partendo appunto dal centro di Sant'Agata Militello, basta andare dalla parte opposta del mare ed iniziare la salita, per direzione maggiore della contrada Valle Bruga. Raggiunta la contrada Cangemi, basta continuare per qualche decina di metri ed arrivare così ad un bivio, imboccare sempre la strada in salita posta sulla sinistra della guida e si giunge così ai luoghi. Da qui è possibile vedere la cittadina dall'alto, molto interessante osservare da qui il tramonto e le belle albe. In estate, molto suggestive, sono anche il fatto di trovarci in aperta campagna ed è utile anche per gli appassionati la raccolta dei funghi ed ogni pianta che cresce a livello selvatico. La scoperta è stata realizzata dall'unico abitante del borgo, quando ha iniziato a scerbare e quindi pulire le aree adiacenti alla sua casa di campagna, ha scoperto innumerevoli abitazioni antiche, tipiche case siciliane. Informandosi presso il catasto comunale, si è venuto a scoprire che le stesse hanno una data di accatestamento del finire del 1800, ovvero i primissimi anni del Novecento. Ma la scoperta più bella è stata quella che non tutte queste case antiche fossero abitazioni, ma una di queste case, si presume quella più in alto, fosse addirittura una scuola e qui si svolgeva la vita di tutti i giorni. Oggi ci troviamo solo ad un ammasso di pietre e muri, quasi crollati, ma semplicemente osservando i luoghi e poi, chiudendo gli occhi, possiamo immaginare come le persone vivessero in questa contrada. Una vita oggi scomparsa, una semplice vita adatta e rispettata al clima dell'ambiente. Non avevano corrente elettrica, non avevano le auto, neppure quelle a carbone. Vivevano una vita semplicissima, una vita sì, un po' da eremiti, ma pur sempre hanno creato una comunità, piccola ma esistente. Grazie a questa scoperta possiamo capire, anche solo nella nostra immaginazione, com'era la Terra oltre 100 anni fa. Ma una cosa mi porta a riflettere: le abitazioni sono sopravvissute alle intemperie, al tempo, ai terremoti, alle guerre e all'abbandono, e oggi sono ancora qui. Chissà se un domani le nostre case, costruite in cemento armato, resisterebbero così a lungo, ma intanto queste semplici case, fatte di travi di legno, malta antica e pietre, sono ancora qui in piedi fino ai giorni nostri.